Buonasera a tutte e a tutti. Siamo felici, io come presidente delle Le Stelle in Tasca e tutte le volontarie e i volontari, siamo felici di accogliervi per questo nostro primo appuntamento a distanza del nostro Nautilus. Un appuntamento che desidera condividere insieme agli ospiti che leggeranno alcune loro scritture autobiografiche, desidera condividere queste scritture e ascoltare insieme a voi. L'incontro di oggi, il tema dell'incontro raccontare la bellezza, è proposto e sarà diretto da Francesca Bertino, scrittrice e volontaria autobiografa dell'ODV Le Stelle in Tasca. Nautilus, per chi non lo conosce, nasce nel 2005 da un'idea e un desiderio del nostro presidente onorario Antonino Maria Santi Valastro, un desiderio che era presente in alcune delle sue scritture autobiografiche che poi hanno dato vita alla nostra organizzazione di volontariato. E essenzialmente noi con questi incontri invitiamo ad un ascolto, perché ascoltare poeticamente se stessi e gli altri è un incontro che avviene attraverso il racconto di un vissuto, di un sentimento che desideriamo donare e ricevere al tempo stesso e risuonare insieme con la scrittura, con il linguaggio del cuore, lasciarsi rapire dalle emozioni che ci incantano e condividerle, accompagnando una comprensione sensibile di esperienze vive, nel tentativo, speriamo, di non lasciarsi afferrare esclusivamente o soltanto da ciò che conosciamo o possiamo comprendere. In questo primo incontro a distanza del nostro Nautilus abbiamo invitato alcuni amici che già collaborano con la nostra organizzazione di volontariato e dei nuovi amici a condividere con noi alcune loro scritture autobiografiche. I nostri ospiti oggi sono Johann Joseph Barceló y Bauzá, poeta in collegamento da Palma di Mallorca. Ciao Johann. Andrés Laprida, chitarrista e compositore in collegamento dall'Argentina. Ciao Andrés. Ciao Andrés. Giuseppe De Caro, ideatore e responsabile del progetto Antica Trasversale Sicula in collegamento da Camarina. Ciao Peppe. E Savino Calabrese, analista filosofo in collegamento da Biella. Ciao Savino. Abbiamo anche la presenza di Luciano Costanzo e Roberto Lorè, che sono dei volontari autobiografi delle Stelle in Tasca in collegamento da Catania. Ciao Luciano e Roberto. Allora, daremo inizialmente la parola a Johann Barceló y Bauzá, che condividerà con noi la scrittura poetica, ecco, per eccellenza è il nostro poeta del nostro premio Trinachia. Johanna, ti invito a prendere la parola, grazie. Buonasera a tutti, sono molto contento per questo invito a partecipare in questo incontro, in questo evento così speciale con il tema della bellezza. E allora io comincerò con un'introduzione mezzo poetica, mezzo narrativa di questo tema della bellezza. La prima domanda che ci facciamo è: cos'è la bellezza? Determinare ciò che è bello o ciò che non è bello è forse una delle sfide intellettuali più interessanti. Per molti, a causa della soggettività, è semplicemente una chimera. La bellezza può essere applicata in termini generali o possiamo scegliere di parlare dalla rappresentazione artistica in particolare.
da pari passo con il talento creativo. Non è originale sottolineare che è sempre influenzato da una filosofia, implicitamente o esplicitamente. Questa prova è espressa nella storia dell'arte. Ma al di là di questa affascinante interazione tra ragione e creazione, risolvere ciò che è bello e perché costituisce uno dei problemi centrali dell'estetica ed è stato affrontato dai pensatori nel tempo. Una delle prime discussioni a riguardo la troviamo a Senofonte nel V secolo prima di Cristo. Senofonte affermò che c'erano tre diverse categorie della bellezza. La bellezza ideale è quella che è basata sulla composizione dei parti, bellezza spirituale, quella che si riferisce all'anima che si esprime attraverso lo sguardo, e la bellezza funzionale, che sono le cose che sono belle in quanto utili. È in questo senso che le cose possono essere belle o brutte allo stesso tempo, ciò secondo quale scopo perseguono. Questa idea relativistica sarà sostituita da altri criteri idealistici che furono dominanti per lunghi anni nel corso della storia. Da lontano una musica divina viene da me, che mi solleva l'anima, e ancora sento il profumo del gelsomino in quel giardino incantato dove Afrodita, sotto la luce della luna, instillava l'amore agli giovani amanti. E ancora vedo l'azzurro immacolato degli occhi di quelle ninfe danzando sulle acque di cristallo dell'immenso mare di quest'isola. Una musica divina viene da me, una musica divina che mi solleva l'anima, e tutto rimane calmo nell'aria. E poi mi addormento in un sogno, e poi il nero diventa bianco, e poi il buio della notte diventa luce del giorno, e poi emerge lei, più rilucente che una stella e splendida come la primavera, profumata come l'arancia. Quindi sarà Platone a elaborare le concezioni della bellezza che avranno il maggiore impatto in Occidente. In primo luogo prenderà da Pitagora il concetto di bellezza con armonia e proporzioni, e poi il concetto originale di splendore, secondo il quale la bellezza risiede in una specie di luce incomprensibile di cui il mondo sensibile è una semplice approssimazione. La bellezza, in breve, è per Platone qualcosa di indipendente dal fisico, in modo tale che non deve corrispondere a un'immagine visiva. Ciò significa quindi che questo è supersensibile ed è oltre intellettuale. Quindi afferrare il veramente bello non è qualcosa di possibile per tutti. Questa bellezza idealizzata sarà ulteriormente arricchita dall'aspetto pitagorico, la bellezza delle forme geometriche, essendo una bellezza di una natura astratta e ideale, è basata esclusivamente nella proporzione e predibilmente su una concezione matematica dell'universo. Nemico della guerra è il suo indietro, la medaglia. Non ho proposto un'altra battaglia per liberare il cuore, per essere messo a terra, sotto il passo di una storia che andava a sollevare fino alla gloria il potere della ragione. E ora che non ci sono trincee, il combattimento e la scala, e quel che sali in cima salverà la sua testa, anche se affondi nell'asfalto. La bellezza. Guardali come rettili alla ricerca del prede, negoziando ad ogni tavolo trucchi di seconda mano, seguono tutte le rotaie che portano al vertice, pazzi di abbagliarci dalla sua ambizione parassitaria. Prima erano profeti e ora il successo è la sua meta. Commercianti, trafficanti, più della nausea danno tristezza.
non si toccarono per un istante la bellezza e mi hanno parlato del futuro, fraternali, solidali, dove tutto quello falso finirebbe sul pilone. E ora che il muro cade, non siamo più così uguali, così tanto vendi, così tanto valore. Lunga vita alla rivoluzione. Rivendico il miraggio di cercare di essere me stesso, quel viaggio verso il nulla, che consiste nella certezza da trovare nel tuo sguardo la bellezza. Questa poesia è di Luis Eduardo Aute, che è un autore, un cantante e pittore spagnolo. La bellezza, allora, questa ideale ma oggettiva, nella misura in cui la sua esistenza dipende dalla vera essenza della bellezza, si oppone alla nozione di bellezza soggettiva, nella misura in cui è relativa all'apprezzamento dell'osservatore. Così, nel tempo, il dibattito filosofico inizia ad abbandonare la discussione sulle regole che si consentono di costruire ciò che è bello e si muove verso gli effetti che l'apprezzamento della bellezza produce. Kitaro Nishida, un filosofo giapponese della modernità, afferma che la bellezza, vista a livello emotivo, non è altro che una sorta di piacere. Questa spiegazione è che, sebbene non sia vero, non è anche una definizione appropriata di bellezza. Nishida concorda con l'interpretazione dell'idealismo tedesco che, fin dai tempi di Kant, sostiene che la percezione della bellezza è un piacere distaccato dall'ego stesso. È un piacere vissuto istantaneamente. È un momento in cui si dimentica qualunque cosa sia di vantaggio o svantaggio, guadagno o perdita di se stessi. In giapponese si esprime con la parola muga, non me, per lasciarci stessi. Questa percezione di essere fuori di se stessi è un elemento essenziale per la percezione della bellezza. Quando siamo liberati dal minimo attaccamento al pensare a noi stessi, il piacere dà origine alla percezione della bellezza. Una persona di nobili sentimenti, non solo allontanata dalla folla impazzita, ma estranea a qualsiasi pensiero di interesse egoistico, raggiunge un picco dal quale la vita è vista come una fonte di bellezza. Grazie a tutti. Grazie Johan. Abbiamo invitato Johan per la sua capacità di poterci ispirare con la poesia. Devo dire che la musica che solleva l'animo, come dice Johan, ci dà la possibilità, anche attraverso la sua poesia, di cominciare ad ascoltare le scritture autobiografiche che adesso leggeranno i nostri ospiti, perché ci accompagnano anche in questa capacità che ha la scrittura autobiografica di sollevarci, cioè come dice Ioana, di uscire da sé. Sì, insieme cercheremo, come fanno chi scrive nel genere autobiografico, uscire da se stessi, guardare la nostra storia dall'esterno, guardare l'esistenza dall'esterno, e forse questo è il primo passo per cominciare a sollevarsi verso la bellezza. Quindi possiamo farlo tutti insieme, scrivendo e ascoltando. Francesca Bertina adesso introdurrà il tema di questo incontro del nostro Nautilus e ci darà anche qualche spiegazione su come abbiamo pensato sarà organizzato sia l'insieme delle letture come anche quello delle risonanze. Francesca, ti do la parola. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qua, sono veramente felice.
Buonasera grande agli ospiti che sono collegati da varie parti e quindi questo ci unisce anche se siamo lontano, per me è una bellissima sensazione, grazie anche a chi ci sta ascoltando. Raccontare la bellezza, perché raccontare la bellezza? Perché già pensare di raccontare la bellezza già si entra in un pensiero, in una miriade di immagini che ci pervadono e che cerchiamo di scegliere come raccontare questa bellezza, la bellezza nell'emozione, la bellezza nei ricordi, nelle immagini, la bellezza che stabilisce armonia tra l'uomo e quello che praticamente l'oggetto che è della sua attenzione. E quindi già il fatto di entrare in questo linguaggio, perché la bellezza è un linguaggio universale che non ha tempo, non ha spazio, la bellezza della natura, la bellezza intesa anche come bontà, la bellezza che è relativa, soggettiva. Io posso, come ha detto un mio carissimo amico, guardare un ragno e dire che è bello, ma tu non hai l'attenzione di quel ragno perché a te non piace, però puoi scoprire le emozioni nel modo in cui io racconto del ragno e quindi la bellezza che ci unisce. Allora per me in questo momento storico devo dire che questo tema è saltato per ben 2 volte e nulla è per caso, e viene ora dove anche la parola è importante, è fondamentale, quindi parlare di bellezza e immergerci in questo flusso anche per 1 ora e mezza o per quello che abbiamo scritto e quindi in questi giorni abbiamo pensato, ci siamo sentiti anche con gli ospiti e quindi questa relazione che ci ha unito, per me già questo è un fine che poi è un inizio e quindi io sono veramente grata di questo. Leggerò il mio elaborato. Raccontare la bellezza. Il sentiero che preferisco di più è quello che percorro dentro e fuori di me, distaccando la mente per abbandonarmi all'ascolto e al sentire. Così vado incontro alla meraviglia, alle numerose scene che si presentano, all'improvviso e senza nessuna aspettativa da parte mia, mi conducono a sintonizzarmi e a fluire il momento, nella manifestazione genuina di incontri e visioni. Così come una bambina che gioca e non si stanca mai, in una relazione interiore tra sé e il mondo fuori. Interagisce con spontaneità e semplicità con tutti. Prima di ogni pensiero c'è un sentire, a volte seguito da un'azione che mi permette di sintonizzarmi, interagire con il luogo e le persone che incontro e mi fa sentire centrata, connessa. Confesso che questo stato d'animo non saprei definirlo in altro modo, lo vesto in pieno, soprattutto durante un viaggio, un'escursione, una visita culturale, una passeggiata e anche per tutto ciò che mi incuriosisce, cosciente sempre più del beneficio che ne traggo e della naturalezza che mi affiora, lo sento sempre più mio. Così succede che camminando la mattina al centro storico per commissioni o per raggiungere il lavoro, continue interazioni e scenette si intrecciano lungo le bancarelle colorate del mercato, sotto gli ombrelloni rossi della pescheria, tra le facciate di chiese e palazzi nobiliari. Camminare per la via Etnea e respirare il passato e il presente. La pietra lavica ti porta ad alzare lo sguardo e a sintonizzarti con la nostra montagna, tra l'Etna e il mare, camminando su un palcoscenico variopinto, lasciandomi catturare da piccole scene quotidiane che si susseguono e colorano e armonizzano la mia giornata. La manifestazione è tale che prima di giungere al lavoro vengo scambiata per una turista e giornalmente mi vengono proposte tour di città o in altri luoghi. Sorrido. Vengo scambiata per una turista nella mia città e lavoro al turismo. Il bello è indossare tutti gli abiti. Che senti? Un giorno avevo dentro un tale fervore di selvaggitudine, difficile da spiegare. Affiorava in me l'anima selvaggia, la nostra parte più intima, libera, selvatica, integrale, che non ama scendere a compromessi. Quel giorno pulsava come il ritmo di un tamburo tribale,
che batte il tempo e fa vibrare pure le ossa e si collega al cuore. Avevo voglia di dipingermi il viso, il corpo, come le donne della tribù della foresta amazzonica, e ballare e cantare dal tramonto tutti insieme attorno ad un fuoco, fino alle prime luci dell'alba. Sentivo dentro di me una forte pulsazione, un ritorno alla natura, identificandomi con loro. Non sopporto più i soprusi fatti alle uniche persone al mondo che rispettano e proteggono la terra. Mi trovavo a casa e senza pensare indossai una collana tribale e un vestito turchese. Era estate. Uscii da casa a piedi con il mio fedele cane, Leone, e iniziai a camminare a passo veloce per la scogliera, a nutrirmi di natura. Il paesaggio che si presentava al tramonto tra la macchia mediterranea e il mare a specchio, con il suono delle onde che si infrangevano tra la macchia che si infrangevano sulla roccia vulcanica, libera e spumeggiante, il canto dei gabbiani, il profumo di ginestra, tutto contribuiva, ancor di più, a unificarmi con la natura, a sollevare quello stato d'animo di selvaggitudine. In quel momento rendevo onore al mio sentire, camminando in natura. Era l'unica cosa immediata che potevo fare. Al mio ritorno verso casa incrocio una coppia di stranieri e i nostri sguardi si incrociano e subito sento una voce con accento straniero sussurrare. Le mancano i segnali sul viso, sempre un'indigena selvaggia. Rimango di stucco, sorpresa, sorrido. Manifestavo all'esterno ciò che era il mio interno, in silenzio. Ed era così evidente che i segnali sul viso che avrei voluto dipingere erano visibili alla coppia di stranieri. Una coincidenza, una sincronia, una risonanza. Nella legge di risonanza non c'è tempo, non c'è spazio, non c'è punizione, non c'è giudizio, c'è solo trasmissione istantanea, solo vibrazione magnetica. La sincronia non risiede al di fuori di noi, essa è dentro di noi. Dalle mie ricerche scopro che nel pensiero di Jung la sincronia è un pensiero di connessione psicologica, di ciò che è autentico ed evolutivo. Risponde alle vibrazioni che emani, o meglio, che l'anima sta effondendo. Diveniamo così i magneti di ciò che abbiamo dentro. Accade un'alchimia. È il sentire, il respiro di una comunicazione sottile tra l'inconscio e il mondo superficiale, mediante simboli, sta a noi decifrarli e interpretarli lungo il cammino della consapevolezza che ognuno intraprende. In ogni manifestazione c'è un messaggio. Ero riuscita a manifestare, a rendere visibile nel silenzio il mio stato d'animo. Questo suscitava in me stupore e bellezza. La stessa bellezza che la natura mi trasmette e mi invita a fluttuare nelle onde del mare e nelle acque interne, dove i fiori, i germogli, insieme ai frutti, continuano a manifestarsi e il vento sprigiona un profumo profondo, un fuoco già acceso. Manifestarlo e condividerlo mi riempie di gioia. Questo è quello che sento. E quindi per me la bellezza è il manifestare il dentro e il fuori, nel fuori, connettersi con quello che sentiamo, è il sentire e manifestarlo nella semplicità. Quindi raccontare la bellezza è il sentire, il percepire, il connettersi con noi stessi ed essere soprattutto presenti con lo sguardo. Lo sguardo è la porta dell'anima, no? È come se l'anima che parla. E quindi per me questa attitudine, questo modo di essere è una, come dire, una verità che ho dentro e che cerco di attuarla sempre perché sprigiona in me un'energia vitale e siccome tutto è vibrazione, le vibrazioni che emano attraggono altre vibrazioni
E devo dire che questo per me è bellezza. Grazie. Francesca, vogliamo ricordare come faremo risuonare o come risuoneremo tutti insieme nel corso di questo incontro? Certo, allora praticamente gli ospiti leggeranno i loro elaborati e sempre tra gli ospiti c'è una risonanza. In questo caso, ad esempio, io ho letto il mio elaborato, daremo la parola a un ospite o due ospiti, ma anche le persone che sono esterne possono collegarsi e tramite chat mandare dei messaggi, quello che praticamente ha toccato la lettura, la risonanza, quello che è risuonato nella persona praticamente. E quindi noi poi condivideremo anche le chat e i messaggi delle persone che vogliono partecipare. Ora daremo la parola a Savino. Grazie. Grazie Francesca. È incredibile come nelle esperienze che più ci riguardano si ritrova quell'arcaica unità dell'umano, per cui quello che ciascuno vive nella sua singola storia, nel luogo dove è stato chiamato a vivere, nella storia che ha vissuto, poi quando deve prendere parola su ciò che è trasversale, e allora ci ritroviamo persino ad utilizzare le stesse parole, che si tratti di Senofonte, di Platone o semplicemente di noi. Nella tua comunicazione mi sono sentito rinviato a due autori che sono importanti per me, in cui questa connessione tra il profondo e l'alto e l'altezza, no, rappresentano le due vie di esodo o di estasi, se vogliamo, di uscita della nostra soggettività, di quella distanza da noi stessi di cui parlava anche Orazio. I due autori sono innanzitutto Eti Ilesum, con questa sua apertura infinita nel profondo, sino al punto da chiamarlo Dio, perché non aveva altro nome per indicare questo abisso che connotava il suo cuore, il cuore dell'uomo. Dall'altro lato c'è un altro autore, Pierre Hadot, che con la sua esperienza del sentimento oceanico, così raccontata da lui nei suoi scritti, era calata la notte e le stelle brillavano in un cielo immenso. Fui invaso da un'angoscia insieme terrificante e soave, provocata dal sentimento della presenza al mondo o al tutto e di me in questo mondo. Ero incapace di esprimere la mia esperienza, ma in seguito sentii che poteva corrispondere a domande come: chi sono? Perché sono qui? Provavo un senso di estraneità, lo stupore, la meraviglia di esserci. Credo di essere filosofo a partire da quel momento. E allora trovavo nelle tue parole la collocazione dell'uomo, della persona, dell'umano come un ponte tra il cielo e la terra, tra la profondità degli abissi e l'altezza di questo tutto che ci sovrasta e al quale pure apparteniamo senza neanche troppo confonderci, perché, e qui forse è il punto di differenza tra culture orientali e occidentali, che fine fa la soggettività in questo incontro con l'abisso e con il tutto? Lo lascio come domanda, perché credo che la bellezza di per sé stessa chiede ed esige di non essere posseduta e lascia comunque spazio ad un oltre. Grazie Savino. Vi invito tutti a partire da queste letture che adesso riprenderemo, a condividere i sentimenti che suscitano in voi queste letture, magari, come dicevo inizialmente, lasciandovi rapire da ciò che ancora non conosciamo o non comprendiamo, piuttosto che da quello che ci è più vicino.
Quindi adesso inviterò il nostro invitato Andrés Laprida a prendere la parola per poter leggere il testo che ha preparato per questo nostro incontro di Nautilus. Buonasera a tutti quanti, vi ringrazio per il vostro gentilissimo invito al Nautilus. Ok, questa è questa cosa che ho scritto, ma poi vedresti che non è abbastanza, la mia scrittura non è abbastanza per definire questo soggetto tan incredibile, no? Che ci accade nella vita, che è la bellezza. Questo è il testo. Alcune considerazioni personali sulla bellezza. La bellezza è talmente soggettiva che si può trovare ovunque e in qualsiasi momento. Per esprimere un concetto sulla bellezza si devono trovare 3 elementi fondamentali. Il soggetto, che si può qualificare bello, il recettore, che può provare l'effetto o qualità della bellezza, e il momento dell'incontro tra il soggetto e il recettore. In inglese sarebbe il timing. La bellezza è soprattutto una sensazione che porta benessere o piacere e che è in parte razionale e in gran parte irrazionale. Ma la bellezza ha sempre bisogno di essere percepita per ratificare la sua esistenza, il quale la rende dipendente dal recettore occasionale. Certamente, il grado di sviluppo della sensibilità di ogni persona dà un grande contributo al grado soggettivo della bellezza del soggetto, il quale a sua volta sarà soggetto alla percezione soggettiva o sensibilità del recettore ed anche al momento, perché è possibile che questo incontro non accada nel momento giusto. Una grande bellezza, anche davanti a un essere sensibile, può passare inavvertita. Potrebbe essere il caso di molti che assistono a un concerto, oppure davanti a un'interessante partita di scacchi. Hai bisogno di stare attento alla bellezza. Nel mio caso, lo sviluppo del mio concetto di bellezza è stato molto collegato al linguaggio musicale, soprattutto nella mia giovinezza, anche se non molto di maniera teorica, ma attraverso il discorso sonoro e affettivo che mi ha dato la mia famiglia, e senza escludere certamente la bellezza del silenzio. Sono stato fortunato di essere nato e cresciuto in Argentina, un paese pieno di bellezza naturale, intellettuale ed artistica. Fortunato anche di aver viaggiato gran parte della mia vita, di vivere per tanti anni nella incredibile città di New York e portare il mio progetto musicale ad incantevoli luoghi, all'inizio stranieri per me, luoghi che dopo ho voluto che diventassero miei per tante cose belle che ho trovato lì. Ad esempio, la Sicilia e tanti dei suoi incanti. Ho potuto trovare bellezza anche nella diversità, imparare a trovare bellezza nei diversi suoni, luoghi, momenti, persone, colori, lingue, cibo. È stata una parte fondamentale della mia crescita personale. I viaggi sono grandi occasioni per trovare bellezza, specialmente se il confronto è profondo. La bellezza è legata ai sensi, quando si trova nell'immagine, nei suoni, nelle texture, odori, sapori, intelletto o il tutto questo insieme combinato in una sola persona. Ad esempio, la tua moglie, la tua compagna, quando ti innamori, quando ti rendi conto degli anni passati insieme, oppure un figlio. La bellezza abita anche nei sentimenti o emozioni, nella natura tutta, la musica, la letteratura, la poesia, la danza, l'immaginazione,
le idee, nei gesti, nello sguardo, nella memoria, nei rapporti, nei sogni, ovunque. Si può dire che la bellezza è anche atemporale, cioè una volta che esiste per sempre, o almeno nella memoria di chi l'ha scoperta. Perché alla fine la bellezza è un'espressione artistica della realtà e sarà sempre lì, alla scoperta di quelli che sanno come trovarla oppure come crearla, con maggiore o minore intensità. Comunque, tutte queste parole sulla bellezza alla fine sono povere, specialmente in confronto con quello che la bellezza in se stessa ci offre. Per non rendere la bellezza di questo momento meno bella, vorrei concludere. Ho pensato semplicemente che quest'idea di poter trovare bellezza ovunque mi rende ottimista. Credo di essere una persona ottimista soltanto perché dentro il mio destino, anche nelle esperienze sfortunate, sempre mi è capitato trovare alcuna cosa bella. Tante grazie. Grazie Andres, molte grazie a te. Johanna, forse avendo tu per primo parlato di musica, vorresti condividere un pensiero su questa lettura? Bene, io ho sentito, ho ascoltato già parlare tre commenti sulla bellezza e penso che siamo tutti in accordo. Praticamente quello che vede la bellezza nella musica, perché è musicista, allora penso che sì, che sono d'accordo. Allora quello che vede la bellezza in sentito più filosofico o più letterario, anche sono d'accordo in questo senso. Penso che sono d'accordo che la bellezza è una cosa che esiste per sempre. Allora è un po' complicato perché se una persona è bella da giovane e quando diventa vecchia, allora diciamo che non è bello. Ma questo allora si contraddice con quello che per me è per sempre. Penso che questo è un po' il modo di noi di dire quello che è bello. Anche una persona che ha una certa maturità, una certa età, c'è una bellezza in questa persona. Allora rimane la bellezza non soltanto fisica, perché anche la bellezza non sempre è una cosa fisica, è una cosa che si può immaginare, è una cosa del pensiero. Allora penso tutto questo, penso che sono d'accordo praticamente con tutto quello che hanno detto. Grazie Johanna. Io se ci sono delle... Francesca, non hai il microfono. Ok, allora abbiamo da parte di Maria Rita Di Mauro abbiamo una risonanza per la lettura di Andres che dice: per la semplicità, grazie Andres, per la semplicità di espressione sulla bellezza e la possibilità che trasmetti. Abbiamo anche un'altra, Andres, da Marisa Papini. Andres, parlando di bellezza ci sono state le tue parole. Grazie. Io volevo ringraziare Andres e soprattutto quando ha detto anche la bellezza nel silenzio. Trovo veramente molto bello anche questo. Grazie Andres. Grazie a voi, grazie mille. Grazie Francesca. In effetti siamo stati, penso anche tutti noi qui presenti, sollecitati da queste due parole, bellezza e silenzio messe insieme, la bellezza del silenzio. A me come persona che non è un esperto di musica, però piace ascoltare qualsiasi genere di musica,
trovo molto interessanti queste parole. Quando ascolto, e un po' tutti risentiamo questo, credo, la musica è fatta anche di quelle pause che sono i silenzi fra gli accordi e che sollecitano, e questo a sollecitare il nostro stato d'animo, come se stessimo in attesa di questo respiro che la musica ha attraverso, anche grazie a queste pause e questi silenzi, un respiro musicale che ci rendono partecipi intimamente di queste pause, per poi magari colorarle con la nostra immaginazione. E sempre questa frase mi ha fatto ricordare un recente libro che non ho ancora avuto il piacere di leggere, La musica del silenzio di Andrea Bocelli, dove il silenzio diventa questa melodia necessaria. E in effetti il silenzio è necessario per essere in ascolto con se stessi e far risuonare le note della musica del nostro cuore, e il silenzio ci permette anche di ascoltarci e di ascoltare gli altri, anche se a volte ci sono note sgradevoli che vengono dalla nostra interiorità, ma anche da tutto ciò che ci circonda, però possiamo lasciarci affascinare e rapire da quelle note che ci affascinano e che ci portano verso la bellezza. Quindi grazie a Andrés per questo tuo pensiero sulla bellezza del silenzio a partire dalla tua esperienza di musicista. Adesso se non abbiamo altre, nel frattempo vi invitiamo sempre a condividere i vostri pensieri sulle varie letture in chat, e darei la parola adesso per leggere il suo testo a Giuseppe De Caro. Oh, ecco, mi sentite, vero? Sì, adesso sì. Allora, intanto vi ringrazio per avermi reso felice partecipando a questo momento di condivisione. Per me è davvero importante e sicuramente un momento di arricchimento per la mia persona, perché siamo sempre alla ricerca della bellezza. Mi sentite, vero? Sì. Perfetto. Questo breve testo che ho scritto davvero in poco tempo, perché spesso non si ha lo stimolo per scrivere qualcosa. A me ogni tanto viene, ma non sempre. Quindi sono stato fortunato, e nei giorni scorsi ho avuto la fortuna appunto di poter scrivere queste 4 righe, a cui ho voluto dare un nome, 43, un modo per ringraziare le mie scarpe, che sono quelle che mi hanno permesso di conoscere la Sicilia magari meglio di qualcun altro. Il piacere di poter camminare in questa terra attraverso le trazzere mi ha aiutato a crescere e a dare un valore appunto alla bellezza. E quindi l'ho scritto, faccio riferimento in primis alle mie scarpe comode, le stesse che da anni mi accompagnano alla scoperta dei luoghi e delle genti che prima di me hanno lasciato il segno dei loro passi su vie di collegamento antichissime, alcune ancora percorse, altre invece dimenticate o lasciate ai racconti dei più anziani o dei pochi appassionati. Ripercorrere le vie degli antenati è come ripercorrere una storia che si respira attraverso l'opera dell'uomo e della natura ad ogni passo. Poeti, viandanti, briganti, ognuno con personale predisposizione, hanno come una spugna raccolto e rilasciato nel frattempo emozioni, le stesse che si percepiscono oggi in cammino. Profumi, panorami, incontri che invitano ad una pacata riflessione, senza che ciò che ci stupisce sia davvero sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto spontaneamente come bellezza. La bellezza nella semplicità del tutto, dai dolori che accompagnano il viandante alle gioie della contemplazione che ne scaturisce. Un vortice di emozioni che solo la pratica del cammino lento riesce a donare. Muoversi più lentamente di una lumaca o lasciarsi andare all'immaginazione volteggiando come una farfalla è compartecipazione ed elogio della bellezza in sé. Ad ogni scricchiolio delle scarpe sulla terra emerge meraviglia e stupore, come se stessimo girovagando nel mezzo di un bellissimo dipinto trascurato o addirittura dimenticato in cassaforte per troppo tempo. E resti colpito, rapito. Comprendi come la bellezza non ha mai smesso di starci accanto,
ma si manifesta solo se ritroviamo il coraggio di fermarci a guardare con occhi nuovi e liberi anche una semplice foglia caduta da un albero, che accarezza quella terra che l'ha generata e nutrita. I profumi poi fanno il resto, come a chiudere il cerchio attorno a quei 5 sensi che in fondo ci rendono vivi. Questo è quello che è uscito fuori. Sicuramente poi, ascoltando anche gli altri interventi, è venuto in mente qualcosa, perché la bellezza sta, io sono goloso, sta anche nel cibo. Questa terra ci regala luoghi, sapori davvero particolari. Tutto è bellezza, in fondo spetta a noi avere lo spirito giusto per saperle incontrare, poi ce l'abbiamo davanti. Grazie. Grazie Peppe. Ringrazio Peppe, sono in sintonia perché anch'io con le mie scarpe ho camminato insieme alle scarpe di Peppe per questi luoghi meravigliosi che è la nostra Sicilia. Camminare tra la natura, l'arte e l'incontro delle persone, e questo per me è unificare la bellezza, perché la bellezza della natura che ci prende, la bellezza dell'arte, ma soprattutto le voci di queste persone che vengono da tutte le parti del mondo, questa unione, senza questo rendere, il donare, questo principio di dare senza l'avere, questo senso di stare insieme, questo è veramente per me una fonte di bellezza che ti dà un'energia che anche se cammini, fai 20 chilometri e poi arrivi nel posto, vuoi sempre vedere perché l'energia ti viene da dentro. E quindi ringrazio Beppe. E poi voglio dire una cosa, poco fa sentivo Savino che parlava di termine, ha citato il termine trasversale, che sento molto caro, anche perché il nostro cammino si chiama Antica Trasversale Sicula ed è un movimento appunto di gente trasversale. Sì, è vero, è vero. E quindi grazie Peppe. Vediamo se ci sono delle risonanze. Sì, mi sembra di sì. Allora, abbiamo qua: la bellezza è dentro di noi tutti, è un dono che viene dall'alto, dallo spirito, a volte rinchiuso nel profondo e non riesce a liberarsi per motivi che possono essere vari. Si sprigiona quando prorompe nonostante la mediocrità del dolore del mondo. Rosario Libero. Poi abbiamo un altro. Però non l'ho perso. Quella precedente di Marina l'abbiamo... Non la trovo più. La posso citare io, Francesca? Certo. Allora, da Marina leggo cosa ha condiviso in chat. La bellezza si impone gratuitamente se la si cerca e regala emozioni, se la si vuole prepotentemente. Questo è il magnete di ciò che abbiamo dentro. Come ha detto Francesca, condivido che il viaggio è ricerca di bellezza. Sì, è vero, grazie. Infatti poi noi diventiamo dei magneti e quindi attiriamo quello che sentiamo. Questo è veramente importante. È importante quindi il pensiero, i nostri pensieri sono fondamentali perché costituiscono poi la materia e quindi il nostro vivere. Per cui grazie. Ora diamo la parola. Abbiamo ancora qualche messaggio da poter condividere, Francesca? Sì, abbiamo qua un messaggio di Nicotra Silvana, che è una nostra stellina, che dice: il coraggio di fermarci a guardare. Ecco, io poi lo perdo, non lo trovo più. Posso leggere io? Sì. Allora, riprendo il messaggio di Silvana Nicotra. Il coraggio di fermarci a guardare con occhi nuovi e liberi. In queste parole troviamo il senso della bellezza che riscopriamo durante il nostro cammino nei luoghi che esploriamo. Grazie Giuseppe. E c'è anche essere siciliani e non aver praticato l'antica trasversale sicula è imperdonabile. Questo detto da Maria Rita Di Mauro. Bellissimo. Ne avete tralasciate due.
Sì, sì, sto risalendo. Allora, anche grazie a Graziella, questo è il suo pensiero. Questo è un grande momento di bellezza. Grazie a tutti. Grazie, Graziella. E un ulteriore pensiero di Nicotra, sempre Nicotra Silvana. Andreas ha parlato della bellezza come sensazione e percezione del nostro sentire. La bellezza nel riscoprire la musica e i viaggi con le sue emozioni e i colori che esaltano la bellezza dei luoghi. Grazie Andreas. Allora, volevo soltanto aggiungere qualcosa, perché in effetti quello che ci ha ispirato del racconto breve ma veramente molto fantastico di Peppe, mi piace quel suo raccontare questo cammino e poi anche pensare a chi ha fatto questo cammino nel passato, nel presente e forse anche poi quelli che lo faranno in futuro, altrimenti sarebbe imperdonabile non farlo, come dice Maria Rita. E questo è raccogliere, in questo cammino si raccoglie e si lasciano emozioni. E come già a qualcuno ha citato, è in questo cammino che si viene rapiti per guardare con occhi nuovi, rinnovati e liberi. E allora il rinnovamento del mondo passa proprio attraverso questo cambiamento della persona nelle relazioni con se stessi e con gli altri, ma soprattutto nel modo in cui guardare se stessi, gli altri e il mondo. Ed è questo sguardo che genera la bellezza. La storia della nostra organizzazione di volontariato in questo cammino si incontra finalmente, ufficialmente possiamo dire, Francesca, con Peppe, la trasversale, e spero che questi cammini continueranno ancora ad incrociarsi, perché quello che noi condividiamo è sicuramente un pensiero sulla vita, così come siamo stati sempre guidati fin dalla fondazione dell'ODP da questo pensiero. Un pensiero sulla vita che sia in grado di generare solidarietà e reciprocità, e quindi dei sentimenti che siano essenzialmente fondati sull'amore, sul riconoscimento di sé e dell'altro e sulla bellezza. Quindi grazie Peppe. Abbiamo una risonanza: la bellezza può svanire se osservata, contemplata per un momento, periodo troppo lungo, come per esempio un fiore. A prima vista ci suscita bellezza e attrazione, ma se subentra una sorta d'abitudine, la bellezza del fiore diventa scontata e quasi ormai inesistente. E una domanda per Johann Joseph, questa Francesca. C'è scritto: ciao e grazie per questo interessantissimo incontro da Clarissa. Avrei una domanda per Johann. A me non mi compare. E infatti te l'ho letto io. Continua Luisa. È quello stesso che ha letto Francesca, soltanto ha dimenticato, cioè non ha visto l'inizio, non lo riesce a vedere, quindi è una domanda per il nostro poeta. D'accordo. Allora, io rispondo. Sì, okay. Johann. Sì. La bellezza per me, in questo senso, per me rimane sempre. Allora, l'esempio del fiore, che è bello quando nasce, allora con il tempo si pensa che svanisce come fiore, ma non svanisce come materia. Allora rimane, perché la sostanza, quello che fa la materia, quello che l'energia rimane sempre. Allora nasce un altro fiore. Forse i fiori di oggi sono con le atomi di fiori di fa secoli. Allora sempre è in costante movimento. Allora la bellezza sempre è permanente, rimane. Svanisce un momento agli occhi, svanisce nel senso umano, ma non svanisce nel senso di sostanza o di energia. E come la bellezza è una stagione del pensiero, forse tu trovi bello quello che tu trovi, ma è una stagione del pensiero. Allora per me non ne svanisce mai. Bene, grazie Johann. Adesso vorrei dare la parola a Savino. Prego Savino, con la lettura del tuo testo. Grazie Orazio.
Ed ecco, tutto era Tov. Tov in ebraico è la parola che significa bello, buono. L'antico racconto della creazione nel libro della Genesi, al capitolo 1, per ben 8 volte, dopo ogni giorno, sottolinea che ogni cosa creata era bella. Dio vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona, bella, era Tov. Tutto rispondeva alle sue aspettative. E Yahweh invitava l'uomo a stimare, ad accogliere, a cibarsi del lavoro della sua sapienza, come recita il Salmo 136. Che meraviglia la bellezza che si nasconde nei 6 giorni feriali, nel luogo dell'ordinaria vita infrasettimanale. Lì dove le ore tessono la trama autobiografica e a passi indugianti si rivela e ricoprendosi con il velo del simbolo si dona generosamente. Come leggere e interpretare il Tov nella ferialità? Ho cominciato a cercare il suo segreto negli anfratti del quotidiano. Ma come dice Jung, la bellezza è un segreto e non siamo noi ad avere i segreti, sono essi i segreti veri che ci possiedono. Mi sarei accontentato dei frammenti guardando la quotidianità. Riattraversavo infatti con la memoria i possibili giorni della bellezza, frugando negli eventi di gioia, di entusiasmo, nei successi, nelle intuizioni brillanti. Ma ogni volta un velo mi nascondeva la verità. Essere bello è essere velato. Solo nella conoscenza del velo la bellezza si lascia intuire e desiderare. Richiede e dona il saper vedere altrimenti, l'esperire vulnerabile, l'esposizione ad una ferita perché il bello penetra nella zona ignota del mio io. Vedere il bello è esporsi ad un accadimento. Ce lo ricorda Rilke nei Quaderni di Malte. Imparo a vedere. Non so perché. Tutto mi penetra ora più profondamente e non si posa più dove si finiva prima. Ho in me una interiorità che non sapevo e in cui si cala ormai ogni cosa. Non so che mi avvenga. Mi sono subito sentito a disagio in quella scissione in cui stavo costringendo all'umiliazione della insignificanza i giorni tristi del mio dolore e dell'abbandono del ministero. Ho dovuto imparare che a quei giorni bui si addicono le parole di Neruda. Se ogni giorno cade dentro ogni notte, c'è un pozzo dove la chiarità è rinchiusa. Bisogna sedersi sulle rive del pozzo dell'ombra a pescare luce caduta. Bellissima. Intanto che mi aggiravo tra i viottoli di fatti, eventi e persone della mia vita passata, ancora le parole del mito, ed ecco che era Tov. Nell'atto di spogliare, già perché il verbo spogliare è l'altro nome della creazione, nell'atto di spogliare i cieli e la terra dalla loro insignificanza, ecco comparire il lato luminoso dell'umile materia,
o se si vuole, della sacralità della materia mater. Mi accorgevo sempre più che il bello creava un urto, non mi mollava, ma non si lasciava afferrare, restava sempre altro e si lasciava accostare solo se gli offrivo uno spazio al di là del ripiegamento su di me. Uno spazio circolare, un pianerottolo di silenzio, un interstizio soglia tra cielo e terra, luogo ad un tempo di incarnazione del divino e di trasfigurazione dell'umano. Mi appariva sempre più chiara la paradossale qualità luminosa dei giorni che ho vissuto, delle scelte fatte, degli incontri e delle relazioni. Andare verso lo Shabbat, la festa del bello, per me è stato avviarmi verso il compimento, imbricandomi nelle relazioni con l'altro. La materia benedetta dei giorni vissuti, la polvere sacra che io sono, è stata ripiena di quel soffio che ha fatto della singolarità mia un irresistibile desiderio di pienezza e una instancabile tensione verso il compimento. È così che la bellezza, riletta nella mia vicenda di vita con uno sguardo dall'alto del mito, mi appare come un incanto che ferisce il cuore e mi regala ora istanti di stupore, ora preghiera di invocazione, ora ricerca di risposte a domande e attese. Scopro allora che la bellezza è la qualità propria della materia animata dal soffio. Dal giorno della creazione la polvere non è più solo polvere, ma è l'Adam chiamato a compiere la sua Adamà, la sua intima natura. La polvere è chiamata a trasfigurarsi in vivente. Per me, che in questo mondo sono di passaggio, questa bellezza fa sì che io non sia un errante, ma un nomade, meglio, un pellegrino. Guardando i giorni che ho vissuto, dico che la bellezza è creativa fedeltà alla terra, perché è sul cosmo che Dio ha detto è cosa molto bella. So che la bellezza è fragile ed è affidata alle mie mani adamiche. A me spetta l'inaudito compito di salvare in me la bellezza. So, per averlo imparato da campioni in umanità, che la salvezza del bello è la salvezza dell'altro, di ciò che non è mai identico. Per usare le parole di Ete Ilesum, salvare il bello è salvare un pezzo di te, o Dio. Lì dove è la relazione, lì è la bellezza. E lì dove le cose, le persone si rivolgono l'una verso l'altro in un legame di amore. Come quei giorni liberi da pensieri altri in cui una mia mano lavava i capelli di Carluccio o parole semplici accendevano sguardi di affetto con Franchino. Come quella sera di giugno, la prima del nostro amore, in cui con sguardi inconsapevoli ci tenemmo la mano e ci dicemmo una parola muta che si sarebbe svelata nel tempo fino ad oggi. Come quando a luglio scorso, entrando nel museo Chagall di Nizza, mi sono ritrovato intrappolato nella rete delle connessioni mitobiografiche di Chagall, riconoscendo in quelle correlazioni me stesso, la mia vita e forse anche il mio destino. Come vecchi amici mi ritrovai in dialogo e quelle tele mi raccontavano e a quelle tele mi raccontavo in uno spazio-tempo non più computabile. Sì, perché la bellezza narra prima di essere narrata. Essa, come la verità, è un evento narrativo. A essere belle sono le conversazioni fatte di silenzio, di parole, di immagini.
Parafrasando un detto del Vangelo apocrifo di Filippo, dico che la bellezza, come la verità, non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e immagini. Non la si può afferrare in altro modo. Ecco, per me la bellezza è l'ordinario della mia autobiografia, guardata in spirito, come simbolo e immagini delle attese di Dio e mie. Ha ragione Franco Arminio quando scrive: concedetevi una vacanza intorno ad un filo d'erba, dove non c'è il troppo di ogni cosa, dove il poco ancora ti festeggia con il pane e la luce, con la muta lussuria di una rosa. Grazie. Grazie a te, Savino. Francesca. Allora, grazie Savino per questa tua testimonianza. Mi ha colpito la relazione, questa relazione d'amore, no? E quindi è fondamentale instaurare una relazione d'amore, ma non solo con il partner, una relazione d'amore innanzitutto prima con se stessi, da poi donare anche agli altri. Quindi condivido il tuo pensiero. Abbiamo delle risonanze. Trovare la bellezza nella ricerca di sé, sentendosi di tutt'uno con Dio. La bellezza come un incanto, come momento di preghiera. Trovo la lettura di Savino un messaggio d'amore, riscoperta di se stessi e gli altri, sensazioni, parole, bellezza, immagine. Grazie Savino da parte di Silvana. Allora, abbiamo ancora altri due messaggi sopra quello di Silvana Nicotra. Marisa Papini ha scritto: bellissimo racconto Savino, grazie mille. E l'altro di Rosario: i gigli del campo non faticano né filano, eppure vi dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria si adorni come uno di loro si adornò. Grazie Rosario. Grazie Savino per questo tuo racconto e dico che mi ha colpito molto quando tu utilizzi l'espressione ebraica di Tov. Possiamo dire che questa espressione contempla un senso estetico, no? Quando la bellezza come qualità della materia, la creazione, è questa stessa creazione animata dal soffio divino, no? Quindi la bellezza della creazione, che però giustamente tu riporti nella relazione. La bellezza è lì, è nella relazione ed è nel legame di amore. Di tutto ciò, rispetto all'esperienza che abbiamo fatto di scrittura autobiografica con le stelle in tasca, mi viene in mente anche qualche altro autore che potremmo anche citare, come Walter Benjamin, quando parla dell'opera d'arte in quanto aura. E mi ricorda molto questo discorso tuo del respiro, della creazione, e noi abbiamo cominciato a pensare alla scrittura autobiografica come un corpo autobiografico, proprio perché creatura animata da questo respiro dell'autore. E in questo senso scrivere diventa anche un modo per preservare, per difendere e custodire la bellezza che è in noi. Ecco, mi ha fatto ripensare a questo, a tutto ciò la condivisione di questa tua lettura, e ti ringrazio Savino. Adesso vorrei continuare con le letture, ne abbiamo ancora due in programma, e chiamare Luciano Costanzo per leggerci il suo racconto autobiografico. Allora, ringrazio Orazio
e mi sento di dire molto brevemente alcune opinioni che mi sono fatto sentendo un po' tutte queste belle relazioni di oggi pomeriggio. Innanzitutto mi ha colpito molto il concetto di bellezza come una cosa che non possiamo possedere. E questo è vero, perché è una cosa astratta. Noi non possiamo possedere un concetto astratto come la bellezza, l'amore e queste cose. Per cui io penso soprattutto che la bellezza sia qualche cosa che scopriamo perché vediamo qualche cosa che è uguale a quello che abbiamo all'interno di noi stessi, e quindi ci piace perché scopriamo nelle cose belle qualche cosa che abbiamo nel nostro animo, magari che non conosciamo bene, ma in sintesi è un'assonanza tra una cosa che abbiamo dentro di noi e qualche cosa che vediamo fuori. In questo senso, questo mio elaborato ci porta a estrinsecare un concetto di bellezza come una comunanza di sentimenti tra due specie diverse, tra un uomo e un pesce, e poi la possibilità di avere una forma di metamorfosi interiore con l'ambiente, cosa che ha accennato Francesca nel suo elaborato, cioè nel momento in cui noi usciamo fuori da noi stessi e ci sentiamo di far parte dell'ambiente che ci circonda. Allora, questo è nato nel corso di una mia attività di pesca subacquea che ho fatto da sempre e purtroppo non più. Quando si scende, l'acqua diventa un po' scura e via via ancora di più. Cominci a voler respirare sempre di più. Dopo ti viene una vera e propria fame d'aria. Quel pomeriggio a Filicudi un cefalotto si era incastrato in una rete e si dimenava cercando di liberarsi da una maglia. Il movimento spasmodico lo feriva, respirava appena, cercando in tutti i modi di divincolarsi, scorticandosi e perdendo squame in ampie zone della testa. Decisi allora di aiutarlo e delicatamente lo liberai dalla strettoia. Scappò via libero. Risalì velocemente in superficie. Anch'io avevo bisogno di respirare. Riposatomi qualche secondo, ricominciai a pinneggiare verso la mia direzione. Ad un certo punto rividi il cefalotto che mi seguiva sul lato destro, a breve distanza. Continuai la mia andatura, ma lo vedevo sempre lì, alla mia destra. Pensavo, mi sarà riconoscente e mi vuole seguire. Provai ancora ad andare avanti, ma esso stava sempre al suo posto, alla mia destra e poco distante. Ci eravamo allontanati qualche decina di metri, ma lui stava sempre al suo posto, vicino a me. Allora lo afferrai con la mano e lo girai indietro, spingendolo a proseguire in direzione opposta. Continuai ancora la mia andatura e lui mi seguiva sempre alla mia destra. Riprovai un'altra volta a girarlo in direzione opposta, ma lui tornava sempre a seguirmi, fedele e deciso, alla mia destra. Questa volta lo presi dolcemente in mano e lo lanciai lontano. Non lo vidi più. Continuando a pinneggiare, ero sovrappensiero. Dicevo tra me e me, ma che strano pesce. Mi sarà grato per averlo liberato. Mi ha scelto come amico. Cosa avrei potuto fare per lui? Arrivai in una piccola insenatura, con uno scoglio al centro. Ero molto stanco. Salii sulla roccia per riposarmi. Continuando ancora a pensare, guardavo i massi che mi circondavano. Respiravo un'aria di serenità e di grandezza inspiegabili. Ebbi l'impressione di fare parte di esse, di essere una componente dell'ambiente che osservavo. Respiravo quell'aria a pieni polmoni. È bello sentire l'aria che entra nei tuoi polmoni e man mano li allarga sempre di più. E questa sensazione è ancora più bella se hai la mente serena e la coscienza libera. Subito mi venne in mente il cefalotto che annaspava. Chissà quale sollievo avrà provato quando era tornato a respirare. Del resto, pensai,
Il movimento che facciamo noi uomini di allargare i polmoni per respirare è simile a quello che fanno i pesci di allargare le branchie, così loro respirano. Rimasi qualche minuto in contemplazione, in silenzio, in una forma di estasi sensoriale. Poi scesi di nuovo in acqua e mi avviai a tornare. Ripensai per tutta la sera a quello che avevo vissuto e diverse volte ho rievocato quel pomeriggio riflettendo su quello che era accaduto e soprattutto su come l'avessi vissuto. Mi sono tornate in mente più volte le stesse considerazioni. È possibile per un uomo adottare un pesce per amico? Come potrebbe essere possibile vivere un rapporto di questo tipo? Quanto potrebbe durare? Ma soprattutto quello che noi uomini chiameremmo amicizia, in che modo potrebbe essere percepito da un animale? È possibile un contatto spirituale tra uomo e animali di specie diversa? Quella esperienza sovrasensoriale che avevo vissuto e che mi aveva portato a sentirmi parte dell'ambiente marino scaturiva senza dubbio dall'episodio vissuto poco prima con il cefalo. L'insistenza di quel legame dimostratomi dal pesciolino aveva generato in me una forma di elevazione interiore inaspettata. L'avere intuito la eventualità che un pesce potesse provare dei sentimenti, forse aveva generato in me un particolare stato di coscienza superiore che mi aveva fatto sentire facente parte della natura, di tutta la natura, come se un sentimento di bene potesse essere un collante universale tra uomo, animale, mare e rocce. L'insistenza che il pesciolino ha dimostrato a venirmi dietro mi risulta ancora, dopo tanti anni, impressionante. Ripenserò sempre a questo episodio. Forse mi fa bene rievocarlo. Grazie. Grazie Luciano. Francesca, abbiamo diverse risonanze. Sì, il problema è che Giacomo, la bellezza è anche un linguaggio del cuore, però quello prima non riesco a leggerlo tutto. Lo leggo io. Quello prima è quello di Silvana Nicotra ed era diretto per la lettura di Savino. Non l'avevamo letto ancora questo, no. Trovare la bellezza nella ricerca di sé sentendosi tutt'uno con Dio. La bellezza come un incanto, come momento di preghiera. Trova la lettura di Savino un messaggio d'amore, riscoperta di se stessi e gli altri, sensazioni, parole, bellezza, immagine. Grazie Savino. E abbiamo anche la risonanza di Giacomo Coniglione. Riesci a leggerla per intero? No. La bellezza è anche un linguaggio del cuore. Siamo sempre alla ricerca dell'amore e di cosa può essere la bellezza nelle varie situazioni della natura e della vita. Quello che si vuole trasmettere da una bellissima spiegazione da ascoltare con gioia. Sono riflessioni che, anche se diventano interrogativi, trasmettono il linguaggio del cuore. Grazie Johan, Andreas, Savino e Luciano. E Johan risponde: la bellezza è anche un linguaggio del cuore. Certamente Johan, grazie. E l'ultima risonanza è quella di Maria Crivelli. La vedi? Allora, un amico inaspettato che suscita riflessioni e un senso di appartenenza con il tutto. Un respiro che nutre corpi di pelle o di squame, liberi di abbracciare la vita con amore. Ecco, mi è scomparsa, non capisco perché. Con amore. Grazie Luciano. Ecco, si concludeva lì. Grazie Luciano, dell'esperienza d'amore condivisa. Bene, allora abbiamo l'occasione di avere Andreas qui con noi e non capita tutti i giorni. Se voleva condividere un pensiero su queste letture, Andreas, so che la lingua italiana non è la tua, ma ti puoi esprimere liberamente. Cerco di fare possibile.
Sì. essere capito. Innanzitutto devo dire che la bellezza è stata presente in tutti i momenti da quando è cominciato questo incontro, ed è una cosa facile da percepire, credo, perché tutti abbiamo parlato del nostro rapporto con la bellezza. E scusatemi, giustamente tu mi hai chiesto parlare quando avevo questa impossibilità tecnica, ma sono contentissimo, molto contento di aver sentito e percepito la bellezza interiore di ognuno di voi attraverso le parole, attraverso la vostra presenza, che anche è un'energia bella. Almeno in questo momento è così. E per me è stata un'esperienza, fino adesso, un'esperienza incredibile, perché sono tanti in uno schermo che normalmente non ce ne sono tante persone in uno schermo. E questa cosa del Zoom è relativamente nuova, e chissà, magari è una delle cose belle che si trovano in una situazione che non è tanto sfortunata. È una cosa che ho detto nel mio lavorato, che io sono ottimista perché dentro del mio destino e nelle cose che non sono state così tanto fortunate, ho trovato anche la bellezza. Credo che questo incontro, specialmente in questo momento del pianeta che stiamo vivendo, un incontro così fa il compenso della situazione avversa, la situazione brutta che magari speriamo tutti che molto prossimamente se ne va per lasciare o ritornare alla libertà che avevamo prima e che non ci avevamo fatto caso, chissà perché era già una cosa quotidiana. Oggi il quotidiano è un po' diverso, abbastanza diverso direi, e siamo sempre ottimista. Voglio essere ottimista sempre e trovare che questo incontro, che è magari ispirato o conscientemente o magari inconscientemente da questa situazione, viene a rappresentare un compenso, un bilancio da questa situazione avversa. Tutta la bellezza, io credo un po' in questa legge, no? Della compensazione e nella vita, una specie di equilibrio, no? Non può essere tutto bello o tutto brutto. E credo che in questo preciso momento siamo tutti in sintonia con la bellezza, ognuno di noi con la nostra visione, la nostra esperienza, la nostra sensibilità, la nostra capacità di esprimere questa sensazione, questo sentimento, questa emozione. E niente, ringraziare principalmente a Francesca Bertino, una vecchia amica di molti anni. Credo che ci siamo conosciuti nella mia prima visita a Catania, che è stata là negli anni 90, 92 magari. E tutti quanti voi per la vostra presenza, per il vostro lavoro, per il vostro impegno, la vostra energia, che se si può magari concentrare in un piccolo frasco, no? Un piccolo frasco. Fiasco. Come si dice? Fiasco, va bene. Allora la mettiamo lì, la guardiamo e ogni volta che
avvogliamola, possiamo bere una goccia, no? Un goccio una goccia di questa bellezza che sicuramente sarà molto più sufficiente per riempire l'anima di luce, di bella energia, e che abbiamo tanto bisogno di avere in questa vita oggi. Questa è la cosa che mi viene da dire a questo momento. Grazie. Grazie Andreas. Grazie a voi. Allora, giustamente tu citi il nostro quotidiano e concludendo con la lettura di Luciano, adesso passeremo all'ultima lettura, quella di Roberto. Con Luciano noi abbiamo avuto questa sensazione nel suo racconto di questa bellissima esperienza nel profondo delle acque della Sicilia, il desiderio di ricercare anche attraverso questa scrittura che ricorda questo evento che ha vissuto, questo desiderio di andare in profondità e al tempo stesso non vi è profondità senza superficie, ma questa superficie dalla quale poi lui emerge per respirare nuovamente, ci invita tutti a andare oltre la nostra esperienza quotidiana, e quindi oltre questa immanenza c'è anche questa capacità di trascendenza attraverso queste riflessioni di Luciano, che sono quelle di andare verso qualcosa che va oltre il singolo individuo, che va verso questa volontà etica, se possiamo definirla così, di quei valori che sono benefici e non nocivi per la nostra umanità. Quindi andiamo oltre questo quotidiano, ritrovando la bellezza in noi e ricercando quella bellezza che è benefica per tutti noi. Grazie Luciano ancora per questa tua bella scrittura autobiografica. Abbiamo risonanze per Luciano? Sì. Sono scomparse. Allora, grazie di cuore a voi che avete testimoniato bellezza e a noi che abbiamo partecipato a questa EGAP di bellezza. Di cuore grazie. Vorrei ringraziare di cuore tutti voi perché mi ricordate che scoprire la bellezza è un atto sacro che sa fare un cercatore di gioia. Grazie per farmi condividere questo momento, scusatemi gli errori, sono un'argentina, imparando italiano, grazie Andres di tutto. Bene, allora adesso Roberto, puoi leggerci la tua scrittura autobiografica per questo incontro di Nautilus? Ti do la parola, Roberto. Devi accendere il microfono. Sì, innanzitutto io ringrazio gli ospiti e sono onorato della loro presenza e delle loro, diciamo, della loro testimonianza, che è stata molto bella e molto profonda. Era dovuto. Ora leggo il mio testo. Mi ascoltate? Sì. Ecco. Passeggiata nel bosco. Eccomi. Non so come mi sono ritrovato in questo sentiero nel bosco, in una bella giornata di primavera. Forse questo è accaduto perché l'ho sempre sognato, e forse perché questo sentiero in qualche modo potrebbe essere il sentiero della mia vita, un cammino tra luce ed ombre nel bosco, pieno di sorprese, a volte gradite e a volte meno gradite, una strada piena di odori, sensazioni da scoprire, passo dopo passo. Osservo che questi alberi sono molto alti e pieni di foglie, che a tratti non fanno vedere la luce del sole. E sembra quasi quanto nella vita ci sono momenti bui. E mi ricordo la mia infanzia, la scuola elementare e le difficoltà di socializzazione con la classe dove ero stato inserito, anche perché io, venendo da Trieste, non parlavo siciliano e per loro ero un diverso e spesso ero oggetto di bullismo e mi inseguivano per suonarmene.
Per non parlare che proprio nella prima elementare accadde un episodio che segnò tutta la mia vita. Io avevo neanche 6 anni, infatti l'avrei fatto il 20 dicembre. Una mattina, mentre il maestro spiegava, avevo sentito il bisogno di andare in bagno, ma il maestro fu categorico e disse che non mi poteva mandare se non dopo aver terminato di spiegare. E fu così che, non riuscendo a trattenere, me la fece addosso. In quel momento provai un forte rispetto verso tutti. E ancora mi ricordo, il maestro mi fece una nota sul quaderno e voleva che la facessi leggere a mia madre. Ma io avevo paura che lei vedesse quella nota e fece al suo posto la sua firma. Ma il giorno dopo il maestro si dimenticò di quella nota e anch'io. Solo che se ne accorse mia madre qualche settimana dopo e furono dolori perché mi picchiò di tanta ragione. Mia madre è sempre stata molto severa. Mi ricordo quando uscivamo per fare visite a parenti o amici, dovevamo essere allineati e coperti. Guai che facevamo i capricci. Se ci si offriva qualcosa dovevamo rispettosamente rifiutare. Una volta gli offrirono una mela, io ho rifiutato, ma mio padre mi disse che se volevo potevo accettarla. Ma mentre la stavo mangiando, mia madre mi disse che se volevo potevo lasciarla. A quel punto non ci capivo più nulla. Ero molto pensieroso quando vidi svuotare, quasi come ci fosse un besteggiatore, un coniglio da un cespuglio, che mi riportò il sorriso sulle labbra e mi fece scordare quei brutti ricordi. Era molto simpatico e saltellava un po' di qua e un po' di là. Sentivo anche il cicalio delle cicale e il rumore delle foglie secche sotto i miei piedi e la terra, la madre terra, dove io appoggiavo placido tutta la pianta del piede e mi sentivo felice di quella passeggiata, del leggero venticello che mi disordinava i capelli e dell'aria fresca che respiravo a pieni polmoni. E mi ricordavo quando quando con mia madre andavo a Trieste, col treno Catania-Trieste, ben 25 ore di viaggio. Mi ricordavo quando mi affacciavo dal finestrino e sentivo il vento tra i capelli. Era un bel viaggio, soprattutto quando si entrava col treno dentro il traghetto e si poteva salire sopra a vedere il mare, l'odore dell'acqua salina, le onde su cui la nave ondeggiava e man mano vedevo la piscina allontanarsi, la statua della Madonna, e a poco si intravedeva la Calabria, o più esattamente Villa San Giovanni. Continuando a camminare, mi ritrovo in uno spazio largo pieno di tanti fiori, margherite, papaveri, e mi era venuta voglia di sdraiarmi sulla nuda terra e sentirne l'abbraccio materno, il silenzio e lo stormire degli alberi. Mi sento come cullato. Ed ora sono qua, in questo bosco, pieno di tanta vegetazione e tanto buon ossigeno. Ora i miei piedi poggiano sulla solida terra e non sento più il pericolo sotto i piedi di un mare in tempesta. Ora qui tutto è sereno, un po' come la mia vita, sposato con un figlio che ormai ha 27 anni e che sta cercando il suo posto nel mondo, e mia moglie che lavora a Palermo. E più là sento il gorgoglio di un fiumiciattolo che attraverso il bosco e mi avvicino. Bagno le mani in quest'acqua chiara e fresca. In quel momento mi sono ricordato di quel prato dentro l'aeroporto di Catania, dove avevo accompagnato Silvana, e lei mi guardava con occhi rapiti, e io ricambiavo il suo sguardo, felice di stare con lei, e le accarezzavo le mani, e lei mi chiedeva se io avevo veramente desiderio di unire la mia vita alla sua, il sacro vincolo del matrimonio. E io, senza pensarci neanche una volta, ho detto sì. A questo punto ho intravisto un casolare e vicino a resti delle panche di legno dove potermi sedere per riposare. In fondo questo cammino nel bosco mi ricorda il cammino della mia stessa vita. L'importante non è dove e quando si arriva, ma cosa si incontra lungo la strada. E tutto quello che ho incontrato, sia nel bene come nel male, mi ha arricchito. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Roberto per aver condiviso questo tuo racconto autobiografico, grazie tante. Peppe, posso darti la parola per un pensiero su queste scritture che hai ascoltato? Sono stato benissimo.
come a casa. Ho ritrovato in ognuno dei racconti, sino all'ultimo, quello di Roberto, qualcosa che mi appartiene. E come ha detto anche Andrea, in effetti è vero, la bellezza poi spetta a noi saperla guardare, sta ovunque, no? È astratta sì, però la bellezza sta proprio in questo. Quindi spetta solo a noi. Mi state trasmettendo delle emozioni, ero terrorizzato quando Francesca mi ha invitato a questo momento di condivisione, anche perché ho detto io sono, come si dice, l'ultimo chiodo, l'ultimo chiodo del carro, e devo dire però aver ascoltato anche i miei pensieri, ecco, da altre voci mi ha fatto stare meglio. Probabilmente sono sulla buona strada e questo per me è la cosa più importante. E l'averlo condiviso oggi con voi, mi auguro che possa accadere un'altra volta, perché a questo punto ci potrei anche prendere gusto. Quindi è questa la bellezza, è proprio questa. È trascorsa più di un'ora e 30 ed è volata serenamente, proprio sono sereno. Questa è la cosa che mi fa star bene. Grazie. Grazie Beppe. Sono veramente emozionata di tutti voi, questo incontro, di questo, come dice anche Andres, di questa emozione condivisa, e questo che ci unisce e si espande, no? E questo è un segnale importante in questo momento storico, ma sempre importante. Quindi condividiamo bellezza. Grazie di questo bell'incontro, sono veramente grata. Volevo chiedere ad Andres se lui è, come dire, Andres, tu lo sai cosa ti voglio chiedere? Una musica. Guarda, è fuori programma. Fuori programma. Ma applicare la bellezza e chiedermi di suonare è proprio un onore. Guarda, è per me. Non vorrei suonare perché non è il caso di questo incontro, perché non lo sentivo così, ma lo so che tu hai questa voglia di farmi fare questa cosa. Allora, io prendo la chitarra, facciamo così, prendo la chitarra, suono una piccola melodia che ho scritto per la piccola figlia che adesso ha 6 anni. Fantastico. E questo è un brano che si chiama Chloé, e lei si chiama Chloé, ed era inizialmente una Nina Nana, una melodia che canticchiavamo per farla dormire. Però dopo il tempo si è convertito in un brano più sviluppato, lei è cresciuta, ed è un pezzo che io suono nel mio repertorio normalmente in dei concerti, che adesso sono in un periodo di stand-by, quindi sarà questa una piccola occasione, ma non lo suonare tutto lungo, suonare un piccolino così molto, molto improvvisato, unplugged, no? senza fare molta cosa, tanto per dire, per come si dice, per poter salutare tutti quanti con il mio linguaggio musicale, va bene? Grazie.
E averci sollecitato a riflettere, a vivere insieme questa bellezza attraverso i linguaggi del cuore. Io volevo concludere sul testo che ci ha proposto Roberto, perché è un testo molto significativo anche questo. Ritroviamo noi come stelle in tasca e anche nelle scritture che hanno fondato questa associazione, come in quelle che poi i vari volontari hanno condiviso negli anni con noi, ritroviamo questo desiderio di un percorso che oltre gli inciampi della nostra storia, della nostra vita, cerchi di abbracciare all'interno di queste scritture anche una rinascita. E quindi quando le esperienze che viviamo rivelano tutta la nostra fragilità, il testo di Roberto mi sembra molto bello in sé, perché parla di una fragilità che non esprime una carenza o un'insufficienza, però ci parla di una fragilità che può esprimere grandezza e serenità. Quindi anche qui è la bellezza, nella fragilità. Grazie Roberto, grazie mille. Risonanza per Roberto, alla fine la bellezza è nascosta dovunque e spesso si trova nella semplicità di ogni cosa. Sì. Sono d'accordo. Bene, allora noi abbiamo concluso un po' in ritardo questo incontro di letture autobiografiche. Possiamo anche salutarci e anche prendere la parola per farci questi saluti per chi lo desidera. Grazie a tutti voi, grazie a tutti gli amici che sono stati in ascolto con noi. Abbiamo davvero risuonato insieme questa sera e per me è stato il risultato a cui puntavo. Va benissimo così. Grazie a tutti e grazie, veramente onorato di aver potuto ascoltare anche Andres con la musica e i testi. Grazie. Grazie di questa condivisione, grazie a te Orazio. Dopo tanti anni ci ritroviamo in bellezza. Grazie a tutti e penso che si potrebbe andare avanti per ore a commentare e esprimere le nostre opinioni. Purtroppo il tempo manca, ma è un vero peccato perché ci sarebbe da dire molto su tante cose. Comunque, arrivederci tutti, grazie. Grazie Luciano. Allora, grazie a tutti. Mi sente? Sì. Grazie a tutti. Io penso che abbiamo fatto un percorso magnifico, meraviglioso, universale, perché abbiamo ascoltato tutte le forme possibili di bellezza che esistono, si è fatto come un universo, che questo universo è diventato bellezza. Allora, grazie a tutti per fare crescere la bellezza in noi. Grazie John. Bene, grazie a tutte e a tutti e speriamo di poterci ritrovare in un prossimo appuntamento con il nostro Nautilus in questa stessa sede, così a distanza. Grazie mille e a presto a tutte e a tutti. Grazie.